Salire le montagne è un esercizio meraviglioso che si pratica da quando la terra ha ascoltato i primi vagiti dell'uomo e che ha salito le cime per necessità. Si è arrampicato anche per incontrare Dio e per guardare l'orizzonte dall'alto, per vedere con stupore ciò che misteriosamente si nascondeva dall'altra parte della cresta. Le rocce più alte riservano le intense emozioni dell'umiltà e del nulla che si fa anima. Pietre che rendono felici, passi che disegnano fantastiche linee su un foglio bianco di neve. È la neve delle nostre montagne. Il volo elegante di un gracco sopra i deserti di alta quota delle montagne friulane annuncia la soglia temporale dell'autunno, oltre la quale l'intenso abbraccio del sole e i caldi colori delle erbe e delle foglie espandono le sensazioni verso l'essenza di una stagione nuova, in cui i prati smunti assumono le parvenze di un abito desueto. L'imminente inverno oscura lentamente il vago ricordo della bella stagione. L'incessante mulinare dell'acqua nel freddo crudele fiacca e rallenta la sua folle corsa per intorpidirsi ai voleri del gelo. La cascata di Salino in Val d'Incaroio lievita i suoi fluttuanti sospiri di vapore che si gonfiano e si cristallizzano in 1000 lance di ghiaccio. Anche il fontanon di Goriuda, in Val Racolana, congela negli anni più freddi le sue parole e i suoi mormorii in una stupenda cattedrale gotica di ghiaccio. La storia di un umile stelo d'erba o di un rinsecchito frutto era chiusa in una sottile corazza di ghiaccio che si arriccia e ne preserva i colori sopra un oceano bianco apparentemente senza vita. Il ghiaccio arricchisce anche le fattezze dei piccoli laghi di Fusine, che inghiottono i rumori con le fauci scure di un'acqua che diventa solida materia. A tratti i silenziosi vapori liberati dal sole in un esercito di veli traslucidi si gonfiano nell'aria come timidi sogni. I piccoli mari ghiacciati tra i boschi di faggio e di abete simulano nel vento le onde spumeggianti che si riversano sulle rive e che trasmigrano nei fiumi e nei torrenti di fondovalle imprigionati dalla prima neve. Qualche fiocco di neve, lieve e poetica meraviglia che incanta. E in poche ore il mondo si piega ad una camaleontica metamorfosi che rende pulito ogni brutto elemento della natura e ogni fuligginoso pensiero che attraversa la mente. Il fluttuante fruscio di 1000 ghiaccioli tra i rami è un universo ricco di significati simbolici, culturali e spirituali. La neve è un sogno sospeso tra il vento crudele dell'inverno e i suoi odori, che si spargono veloci tra il respiro degli abeti neri appena ricoperti da un mantello lucente e incantevole. Una nevicata è il frutto di una strana alchimia che bacia dolcemente le chiome degli alberi e morde con il suo freddo respiro ogni piccolo segno di vita. Camminare su una coltre soffice con la certezza che nessun altro abbia profanato le nostre impronte rende speciale la progressione. I fiocchi scendono dentro all'anima, senza rumore sfiorano le pietre e i tronchi e toccano le parole che si congelano ad ogni passo. L'atmosfera grigiastra, i forti contrasti nel bosco e la profondità del campo visivo annunciano la fine dell'imperiosa dittatura della neve, che dalle nuvole basse sforna gli ultimi fiocchi appena percepibili tra i fantasiosi sospiri dell'aria. Aloni evanescenti e veli di foschia consolano la monotonia del paesaggio addormentato,
aprendo nitide quinte e insolite prospettive incantate. Le correnti fredde squarciano le nebbie e il sole lentamente si appropria della scena, stimolando il desiderio di cercare un taglio di luce oltre i vetri appannati e le stanze buie della notte alpina. È il fascino della neve nell'arcigno e mobile regno del gelo. È un brivido profondo che tra i monti della Carnia assume le armonie di un'orchestra che suona nel vuoto. Tra queste cime innevate il pensiero corre ai fragili attimi di grande intensità personale che la montagna regala a chi la osserva con gli occhi dell'amante. È un eterno racconto di fiabe e segreti che penetrano nelle profondità nascoste dell'anima. La neve isola il bosco, ma quando la luce del sole inonda gli orizzonti invernali, apre i cancelli della giocosità e della voglia di vivere. La montagna è una grande maestra di filosofia e talvolta si scontra con l'effimera presunzione dell'uomo moderno, determinato come non mai al controllo e alla ricostruzione artificiale di quasi tutti i fenomeni naturali. La natura però è spesso arcigna e vendicativa e i suoi limiti sono ben identificabili. Andare oltre a questi limiti significa dichiarare una guerra alla natura dagli esiti imprevedibili, in cui l'ingordigia dell'uomo viene sopraffatta dalla reattività dei delicati ambienti di montagna. Per fortuna le Alpi friulane mostrano ancora oggi in gran parte dei loro territori il volto di ieri. Nonostante ciò, gli infelici effetti della crisi climatica sono un pericoloso campanello di allarme che suona con mesti rintocchi tra i nostri boschi e le nostre montagne. Di anno in anno la scarsità o l'assenza di neve hanno condizionato il caratteristico paesaggio alpino invernale, determinando il rapido mutamento di equilibri millenari. Assistiamo impotenti allo scioglimento irreversibile dei pochi minuscoli ghiacciai conservati sulle Alpi Giulie e Carniche, alla degradazione del permafrost alle quote più elevate, con evidenti riflessi sulle frane e sui crolli di interi pilastri di roccia. Non meno importanti sono le conseguenze del riscaldamento globale, che in montagna ha decretato la lenta scomparsa dell'innevamento a tutte le altitudini e l'estremizzazione dei fenomeni climatici come i prolungati periodi di siccità. Nonostante gli stravolgimenti del clima e l'atmosfera più mite, gli stavoli e le casere disseminate tra le morbide linee della Carnia assumono ancora oggi durante l'inverno un volto educativo in cui la vita dei contadini è segnata dal rigore e dal sacrificio indotto da un lavoro duro. In Carnia l'odore dell'inverno è quello romantico del fieno e della stalla, nonostante il declino dell'agricoltura di montagna. Tra le case carniche il tempo pare sospeso dentro agli orti ordinati sepolti da una nevicata. La
La casa tradizionale di montagna non è soltanto un groviglio di mattoni e di pietre. È il luogo del calore nell'aria rarefatta, è il mormorio di molte vite, è il grande foglio sul quale la gente annota i ricordi, disegna i tratti degli amici e dei familiari più cari e in cui si intrecciano i legami che stringono i destini di molte vite. Forse non si può amare senza condizioni la vita crepuscolare in un piccolo paese di montagna. Tuttavia la morbida bellezza di questo microcosmo e le giornate brevi riempiono lo spirito appeso talvolta alla fioca luce di una lampada. La Carnia mette in mostra nelle tante valli alcuni villaggi che svelano un carattere fortemente sintonizzato con i tratti dell'ambiente circostante. Sono piccoli agglomerati di edifici essenziali che sprofondati nella neve evocano la forza dei mestieri e l'eterna freschezza dei presepi natalizi, arricchiti dal muschio appena raccolto e dai fiocchi di cotone adagiati tra i personaggi della scena. La simbologia religiosa è ben rappresentata nelle nostre montagne dalle numerosi pievi, dalle chiese e dalle minuscole cappelle in cui la fede e le tradizioni popolari hanno sviluppato nei secoli passati meravigliose testimonianze artistiche. Molti di questi edifici sacri sono stati infatti edificati in splendide posizioni dominanti e ben visibili dalle valli sulle quali si affacciano. Ogni paese ha voluto onorare la propria devozione e i propri morti nei piccoli cimiteri adiacenti alla chiesa, esprimendo i canoni stilistici più diversi, ma sempre in sintonia con i materiali da costruzione e con le severe risorse dell'ambiente. Le piccole cappelle sono segni di vita, in mezzo alle tante pietre che dormono sotto la neve in queste lande solitarie, e sono i simboli di inviolabili segreti spirituali. Le Alpi Giulie fanno parte di quel battito cardiaco che pulsa dentro le montagne friulane. Sono figlie di una natura potente e mostrano una bellezza disarmante, soprattutto in inverno, quando la neve mette in rilievo i piccoli e sconosciuti angoli di paradiso nel dedalo di rocce, cengie e strapiombi sulle sue maestose pareti. Come la pelle vissuta di un vecchio, mostrano i segni del tempo attraverso rughe, fessure, pieghe e canaloni. Le nubi corrono veloci sull'altipiano del Montasio, uno degli osservatori privilegiati per abbracciare una consistente corona di queste folgoranti cime in parte condivise con la vicina Slovenia. Quando la prima neve dell'anno ammanta i grandi pascoli, le numerose casere della zona, poste ad una quota variabile tra i 1500 e i 1800 metri, diventano protagoniste di un incantevole scenario che, assieme al vicino Acrocoro del Canin, ha battuto in passato ogni record per altezza di neve. Nel 2009, infatti, quando al Rifugio Gilberti il suo spessore aveva raggiunto i 9 metri, le malghe del Montasio erano praticamente sepolte da un esteso lenzuolo bianco. Nelle Alpi Giulie si profila un altro grande protagonista della montagna, il Monte Canin, con il suo complicato e ciclopico baluardo di rocce grigie traforate da un vasto sistema di grotte carsiche, alcune delle quali tra le più profonde al mondo. Durante i mesi invernali la lunga dorsale del Canin assume i connotati di una informe torta di panna montata, spazzata dai venti dispettosi del nord. I giganti delle Alpi Giulie sono ben rappresentati anche dallo Iof di Montasio, che con i suoi desolati satelliti rappresenta un marchio culturale dell'alpinismo friulano. I chilometri di creste, di sassi e di terra impastati con la neve e con il ghiaccio
si prolungano come un gigantesco serpente, sul cui dorso si ergono le eleganti architetture di pinnacoli appesi al cielo e adrenaliniche torri di pietra inaridite dal sole. Un complesso montuoso che, immerso nell'abbondanza di neve, accende l'intimità dei momenti di solitudine negli orizzonti invernali. I passi sulla neve in territori solitari ripagano la fatica e l'isolamento con la straordinaria moneta, scarna ed essenziale, dell'indefinibile fantasia che ciascuno di noi libera nel pellegrinaggio della mente e del cuore. Quando la natura si scatena in un'esplosione di bianco e di azzurro, tra le alte praterie marezzate con i residui colori dell'autunno, le montagne friulane conservano nitidamente il volto di una dimensione primitiva, in cui tutto è parte di un creato in divenire. La neve lascia intravedere i dettagli che spesso nella bella stagione restano invisibili, perché confusi. Il candore di un drappo bianco e uniforme steso sui prati aiuta a leggere la perfezione dei disegni che il vento tratteggia sulle ondulazioni del terreno, tra le forme e i colori della vegetazione. L'atmosfera nitida e l'aria che vola via verso le cime in un guizzo irregolare e disordinato replica la rapidità del tempo che fugge, breve ma intenso. Raggiunge le generose e arrotondate creste della catena carnica, come i passi di coloro che salgono i pendii impervi fino alla cima. L'ultima fermata prima dello spazio che si dilata, prima dell'orizzonte che si apre dopo le innumerevoli vallate perse tra le foschie pomeridiane. La montagna è anche questo. Non è necessario affrontare impossibili sfide per entrare nella poesia della natura. A volte una solitaria immersione nella prima neve della stagione stabilisce un contatto diretto con l'arcaico mondo governato dalle nubi, dal sole, dal gelo e dal silenzio. Gli angoli severi lungo gli approcci lunghi e faticosi dei versanti alpini sono spesso teatri invivibili che narrano la loro storia geologica e umana. Camminare sulla neve è un movimento che evoca sensazioni infantili, in cui la difficoltà del procedere è l'equivalente degli inevitabili disagi della vita. Sulle dorsali sospese nel cielo che guardano la Valle del But e la piramide della Mariana, le luci violente e le ombre azzurrognole dei versanti settentrionali ispirano il senso di una grande energia che si sprigiona dagli spazi sconfinati inghiottendo i suoni e le ansie del fondovalle. La neve è un fenomeno transitorio e fuggevole soprattutto in Carnia, in cui i rapidi mutamenti giornalieri del clima, governati dagli influssi mediterranei provenienti dalla pianura, rendono estreme le escursioni termiche e molto labili tutti i fattori ambientali. Aprire una pista nella neve non significa lasciare le proprie tracce per sempre. L'impronta è il segno del nostro passaggio. È come un timbro che diventa acqua. Vive la sua esistenza per un istante brevissimo e incerto.
Sui pendii ripidi o sulle distese impolverate da ghiaccio e neve, la dimensione contemplativa è rotta soltanto dal crepitio dei propri passi. Ogni evento apparentemente insignificante assume la valenza di un soffio miracoloso nello stretto rapporto del proprio corpo con l'ambiente circostante. La montagna perfetta non esiste. La dimensione più vicina al modello ideale è la montagna che in ciascuno di noi fiorisce dall'esito delle 1000 esperienze e dai più disparati percorsi culturali che danno forma alla nostra vita. Posare il piede sui grandi rilievi delle Alpi Carniche o districarsi sulle creste nell'aria rarefatta della stagione più fredda è una prova che ripaga ogni indescrivibile sforzo fisico. Le maestose colate di roccia e gli impervi canaloni nelle compagini alpine trovano in questa porzione delle montagne friulane la somma delle diverse anime ambientali della regione. Le articolate strutture rocciose dalle tinte grigiastre svelano pareti imponenti, intervallate dalla liricità di romantici scampoli di prati millenari. L'inverno sottrae i colori, ma regala un fascino discreto anche sulle montagne meno appariscenti delle prealpi, in cui le grandi pareti e le cime spettacolari sono praticamente assenti. È il caso dei molti rilievi che si affacciano senza ostacoli sulla pianura friulana e che ad essa fanno corona come una ghirlanda dai tratti selvaggi. Dopo una mediocre nevicata, i pittoreschi pascoli e le solitarie campiture annegate tra i profili arrotondati delle cime sono un fantastico belvedere sull'orizzonte e sulle vicine Alpi. Le conifere che coprono frammenti di bosco sui declivi a mezzogiorno sono talvolta bardati con i fregi della neve, che elargiscono una gradevole contrapposizione tra la purezza del bianco e le ombre scure delle chiome. I racconti dell'inverno tra i frusci degli spiriti e dei folletti del bosco stuzzicano il misterioso desiderio di raggiungere le cime più alte, che in fondo sono dentro di noi, montagne intime e solenni. Il sole più caldo spegne le stelle in cielo e riflette sulla neve i colori dell'anima e spinge i pensieri in un tormentato vagabondaggio, mentre il canto degli uccelli prepara l'adagio di un'altra primavera, nell'esultanza di un interminabile colloquio col vento e con le corolle dei primi fiori, che ispirano la poesia di questo mondo meraviglioso.